No, I'm not a writer. Sì, sì, poi siamo tornati a casa dalla Furlandia, cotti come non mai, abbiamo mangiato la pizza lì in zona, ma io oggi devo farti vedere. Adesso si sta ancora asciugando, gli ho messo gli accendini e questo per tenere bloccato e gli ho messo tutti gli adesivi sotto, che c'è una carta che faceva schifo. Questo qua gliel'ho attaccato col Bosti, che è la retina dove poi metto gli accendini, e a stare il casino è sporco ho rifatto questo, guarda che bello. Bellissimo. Ho messo 2 strisce di gomma, come si dice, gomma impermeabile, e via. Si sa stare il casino, nel senso che adesso devo lavare i piatti. Leggero rallentamento per quanto riguarda i video, però che te devo mostrare? Ti mostro che oggi gioco a fare il campo rom. Buono. C'è questa specie di piccola area camper, c'è un posto in un distributore, e ho lavato il camper dentro il cesso, ho lavato tutto proprio. C'era il disastro perché ho preso poi la pistola da fuori, no? E con l'alta pressione gli angoli dentro, quelli nascosti, cosa non è venuto fuori, che schifo. Vabbè, alla fine pulito proprio completo il bagno, una roba veramente, sgrassatore a 1000, 1,5 litri di sgrassatore e poi vabbè, ho fatto un pochino l'esterno, giusto quelle macchie che c'erano, quelle robette là, niente di che. Mi ritengo contento, dai. Adesso vedi, sono attaccato alla 220 fuori e i pannelli ovviamente sono più che sufficienti per caricare tutto, è chiaro, in queste giornate. Però ho detto, boh, è da ormai quasi un anno che il frigo sta andando sempre a gas, ogni tanto diamogli un po' di tregua, no? Quindi quando trovo le colonnine, spengo il frigo a gas e lo attacco a corrente. CP è qui con me, vero CP? Con il tuo bellissimo ventilatore regolabile a più velocità. Questa è la batteria ricaricabile in USB, o puoi attaccarlo anche in USB, farlo andare in USB come vuoi. Ovviamente CP in questi giorni è a casa, poretta, mi hanno detto che da 2 giorni che piango e che piange. E gli amici che passano, i parenti mi hanno scritto che è sempre che piange la mattina e la sera. Però cosa fai? Cioè, poretta, non puoi. Alla fine c'entra neanche il discorso del camper, perché cioè, comunque quando vai via dal lavoro stai via quelle 8 ore, lei è da sola, solo che prima bene o male era abituata, no? Adesso col discorso inverno, autunno e primavera decente sta sempre con me, e quindi è chiaro che adesso stare 5 giorni senza di me è una tragedia per lei, poretta. Vero Pipi? Vabbè, ma oggi è il 25 aprile, quindi giorno libero, l'ho dedicato a pulire il camper, appunto a fare queste cose qua. Adesso mi manca da pulire per terra e ho fatto. Ho alzato anche quella specie di tappezzeria della parte davanti, gli ho passato l'aspirapolvere, cosa non c'era sotto. Devo aver tirato fuori tipo 3 kg di squazze. Fufo! Che fai te? Che se ti vede lei si incazza. Ciao Fufeto! Ciao Tato, aspetta che ti faccio vedere. La Amy, guarda Amy, il Fufetto. Sì, ma non gli facciamo niente, lo guardiamo e basta e diciamo ciao Fufo. Hai visto? No, non è che devi andare là e sopprimere il Fufo. Sì, che io non voglio che tu sopprimi nessuno, no. Lo guardi, guarda che bello, è tranquillo, è carino, lui va a farsi i suoi giri, è un Fufo di quartiere, vedi? Anche tu ti fai i tuoi giretti e le tue cose, non qua che passano le macchine, chiaro, però io pulisco, aspirapolvere, ma basta che passa un attimo CP, bave, peli, vabbè, poretta. È carino, questo era in bagno una volta, lo uso qua per mettere i 50.000 sacchetti di CP, la pallina, la sua spazzolina, le sue cosine, dopo metterò dentro anche il guinzaglio, hai capito? E qui ho le candelette da mettere quando vai negli scogli di notte, così ti fai le cose romantiche, quei CD e basta. Insomma, è sempre un po' di riorganizzazione. Adesso ho preso la nuova spazzolina, ho fatto il reso della Black & Decker che avevo, quella ricaricabile. Questa va direttamente nel 12 volt perché ci metteva 6 ore e passa a ricaricarsi, cioè non può in camper. Ovviamente non era USB, andava con l'inverter, quindi non posso tenere acceso l'inverter 7 ore per ricaricare un aspirapolvere portatile. Adesso ho quasi finito di giocare al campo rom e dopo devo andare a cena con l'amorosa. E quindi niente, io ti saluto qua e non vedo l'ora di riallinearmi un po' con i video, perché ci terrei, insomma, ci terrei.